Totum mundum quieta omniscere. Ricordati di noi, Signore, e donaci la pienezza del tuo Santo Spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ispira, o Padre, le nostre azioni e accompagnale con la tua grazia, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. Ma comincio dicendo che sono rimasto folgorato questa mattina da Don Francesco, perché anch'io solitamente, come ha appena fatto lui, parto sempre da un'immagine biblica. E quando ho sentito il brano di Vangelo dei discepoli di Emmaus, che è lo stesso che avevo pensato per partire, noi non ci siamo parlati, ho detto qua veramente il Signore sta facendo sul serio, perché ci ha proprio messo sulla stessa strada. E poi un'altra cosa che mi ha colpito questa mattina, entrare in questa chiesa. Noi solitamente, penso chi ha frequentato in modo particolare il capitolo generale in San Pietro, ha fatto l'esperienza di entrare in una chiesa come San Pietro, ma anche come in questa bellissima basilica, e di non saper dove guardare. In San Pietro è bello il pavimento, sono belli i mosaici, sono belli gli altari, sono belle le statue. Cioè uno entra ed è folgorato da tutto quello che vede, non riesce neanche ad avere la capacità di organizzare quello che sta vedendo. E questa estasi, se volete, un po' artistica, in cui tutti noi siamo immersi, una volta che entriamo in una chiesa, è una bellissima immagine della nostra vita spirituale. Perché noi, quando conosciamo il Signore, e nel nostro caso quest'anno, quando conosciamo l'Eucarestia ed entriamo in comunione con il Signore attraverso l'Eucarestia, facciamo questa esperienza. Noi difficilmente riusciamo a classificare quello che proviamo o come la nostra anima si sente dopo aver accolto il Signore dentro di sé. E questo stupore, potremmo dire così, eucaristico, è quello che proviamo ogni volta in cui abbiamo a che fare con il Signore. Allora pensavo di dare un paio di icone bibliche per contestualizzare un po' il tema della catechesi che vi propongo, che è Eucaristia, sacramento di santità. 2 icone, 2 immagini artistico-bibliche che ci aiutano un attimino a focalizzare il cuore del nostro discorso. La prima è appunto quella che già Don Francesco ha presentato, quella dei discepoli di Emmaus, ma mi focalizzo sull'ultima parte dell'episodio, quando ad un certo punto i 2 discepoli dicono: resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai volge al declino. Ed è facile intuire il perché di questa affermazione da parte di questi 2 discepoli. È facile da intuire perché quando tu incontri sul tuo cammino di vita qualcuno che ti riordina le idee o qualcuno che dall'esterno motiva il senso del tuo camminare, tu questa persona non la lasci più. Tu vuoi entrare in comunione con questa persona, perché ti ha fatto riassaporare la vita. Per dirvela con un esempio, che i monaci di Verona conoscono molto bene perché sono molto affezionato a questa immagine, che mi è stata consegnata in un corso di esercizi spirituali. Noi siamo qui, tra l'altro, nella città lagunare, no? Allora mettiamo il caso che ad un certo punto uno di noi, spinto da un'ondata di caldo, decida di tuffarsi nel canale qui davanti. Non fatelo, però mettiamo che uno ispirato da questa cosa vada verso il canale e si getti in acqua. Si dimentica che sa nuotare,
allora forse qui grandi problemi non ci sono, ma dovessimo essere in un luogo dove non si tocca, uno comincia con tutte le sue forze a dimenarsi, comincia con tutte le sue forze a rimanere a galla, ma vede che l'acqua è più forte di lui e fa l'esperienza dell'essere risucchiato negli abissi. Ora, se nel bel mezzo di questa tragedia arrivasse qualcuno, ti prendesse per mano, ti facesse riemergere e tu così potresti ricominciare a respirare, vi assicuro che il volto di quella persona voi non lo dimenticherete mai, perché è la persona che vi ha strappato dalle tenebre e vi ha fatto riassaporare il gusto della vita, che c'era anche prima, ma nessuno te l'ha mai detto, nessuno te l'ha fatto notare. Ora, questi discepoli che si vedono questa persona farsi compagno di viaggio e rimettere in ordine tutto quello che avevano vissuto, non lo vogliono più mollare. Resta con noi, letteralmente rimani con noi perché si fa sera. Ora, questo verbo, il verbo rimanere, è un'esigenza dei discepoli. Ma tante volte quello che noi diciamo in un impeto liberatorio è lo specchio e l'eco di quello che c'è già dentro di noi. Non è una scoperta, è semplicemente che abbiamo trovato il modo per dirlo, perché abbiamo vissuto un'esperienza che ci ha dato questa opportunità. Questa richiesta fa eco a qualcosa di molto più profondo che alberga nel cuore dei discepoli. Ora, se noi leggessimo per intero la vicenda di Gesù, integrando assieme ai sinottici anche il Vangelo di Giovanni, ci accorgeremo che il motore di questo desiderio, il rimanere, ha origine proprio in Gesù. Accanto a questo capitolo del Vangelo di Luca, prendiamo anche il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù, in una maniera a dir poco insistente e quasi morbosa, dice ai suoi: rimanete in me e io in voi. C'è qualcuno che ha instillato nel cuore dei discepoli questo desiderio, che rischia di rimanere sopito se non accade qualcosa che ti fa fare il salto. Rimanete in me e io in voi. E questa, ce lo dice Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, e questa è la seconda icona biblica. Questo rimanere non è una questione accessoria. Non è come quando vai dal concessionario, prendi la macchina e devi scegliere tra il modello base o quello iperaccessoriato che costa di più. Non è così. Rimanere è questione di vita. Non solo, ma se noi rimaniamo in Gesù, questo nostro rimanere ci rende generativi. Facciamo e produciamo frutti abbondanti. Questo rimanere è collocato all'interno del Vangelo della vite e i tralci. Rimanete in me, io in voi, così porterete frutto. Il tralcio attaccato alla vite, che rimane nella vite, assorbe la linfa dalla vite e produce frutto abbondante. Il tralcio che si stacca dalla vite non serve a niente, diventa secco. Rimanere è questione vitale. Se rimaniamo in Gesù non saremo sterili. Se rimaniamo in Gesù produrremmo frutto e le nostre opere brilleranno, faranno riflettere un po' della sua luce. Ora, rimanere è il motore della comunione con Gesù. È un verbo tipicamente eucaristico ed è la base, questo rimanere, per comprendere l'Eucarestia appunto come sacramento della santità,
come origine della santità. Noi in questo verbo, in questa azione, capiamo il perché l'Eucarestia è sacramento della santità. Ora, il motore di diverse azioni che ci vengono chieste e consegnate dalla Scrittura risiede in un invito che noi troviamo al capitolo 19 del libro del Levitico, che recita così: il Signore disse ancora a Mosè: parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. Quindi, in un certo senso, l'invito che Gesù oggi ci fa, rimanere, è un appello alla nostra santificazione. E poiché quello che Gesù ci propone solitamente, questo è il modo di operare di Gesù, quello che Gesù solitamente propone ai suoi discepoli, lui è il primo che lo fa. Non è che ti dice fai questo e poi lui si gira dall'altra parte e fa un'altra cosa. No. Se Gesù ti chiede qualcosa è perché il primo a darti l'esempio di quello che sta facendo e che occorre fare è proprio lui. Proviamo ad andare all'episodio della lavanda dei piedi raccontato da Giovanni. Gesù si cinge con l'asciugatoio, si china, lava i piedi ai suoi e poi dice: vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. E Gesù, oltre a questo contesto che è un po' preludio della Pasqua, e Gesù ci mostra dalla cattedra più alta del mondo e più importante come si fa a rimanere e a rimanere in Lui. E questa cattedra altissima, dalla quale Gesù esercita, utilizzando un gergo ecclesiale, il suo magistero, è proprio la croce. È lì che noi vediamo come si rimane. È lì che noi vediamo come, nonostante il fuggi generale che c'è stato, c'è qualcuno che ha dato la sua vita per te, che rimane lì fino alla fine. Fino alla fine. Ho un mio parrocchiano interista che quando ripeto continuamente fino alla fine mi rimprovera perché dice che sono juventino, ma non è così. È l'agire di Gesù fino alla fine. Ora Gesù ci vuole santi e ci dice: Lui a noi rimani, resta attaccato a me se vuoi fare qualcosa, se vuoi essere utile, se vuoi essere santo, se vuoi essere sacramento di santità, rimani attaccato a me come il tralcio alla vite, perché chi ama resta fino alla fine, chi non ama fugge. Fugge. È la drammatica esperienza che possiamo fare tutti noi, quando di fronte ad una sofferenza o ad una delusione dobbiamo amaramente constatare chi è lì con noi e chi non c'è. Chi pensavamo magari amico e fratello, ma in quel momento lì non c'è. Chi ama resta, rimane fino alla fine. Chi non ama fugge. E questo il motore che ci spinge alla santità contenuta nell'Eucarestia. Gesù Eucarestia ci spinge a stare con Lui e innestati in Lui portare frutto. Ora, come nell'esperienza di alcuni santi vediamo l'importanza di questo rimanere eucaristico, chiamiamolo così. Tanti sono i santi legati all'Eucarestia, è inutile negarlo e non sto qui ora a farvi l'elenco
dei santi legati all'Eucarestia, ma voglio portarvi alcuni esempi, magari alcuni di essi sono già noti, di santi che hanno sperimentato con la loro vita il gusto del rimanere nell'Eucarestia e del diventare santi attraverso l'Eucarestia. Tutti noi conosciamo San Giovanni Maria Vianney, 1786-1859, conosciuto come il curato d'Ars. E noi tutti conosciamo l'episodio famosissimo di quel contadino che tutte le sere alla stessa ora entrava da solo nella chiesa della sua parrocchia e si sedeva timidamente nell'ultimo banco e guardava fisso al tabernacolo. Stava lì, fermo, in silenzio, per tante ore, per lungo tempo. La cosa interessante è che lui andava dentro non con la sporta piena di libri da leggere, da consumare, da divorare davanti all'Eucarestia, ma stava là, seduto nell'ultimo banco per tanto tempo, non sapeva leggere, non aveva la corona del rosario e San Giovanni Maria Vianney, da bravo parroco, sapete che i parroci hanno occhio ovunque per controllare quello che accade, no? Ecco, c'è un antico adagio che dice che il parroco o sa tutto o viene a sapere tutto. I parroci hanno occhi per ogni cosa. E incuriosito perché vedeva questa persona sostare per lungo tempo nella sua chiesa, si avvicinò e disse: «Buon uomo, ho osservato che ogni giorno venite qui alla stessa ora e nello stesso posto. Vi sedete e state lì. Ditemi, cosa fate?» E il contadino, scostando per un attimo lo sguardo dal tabernacolo, rispose: «Nulla, signor parroco. Io guardo lui e lui guarda me». È una pagina bellissima di adorazione eucaristica. Rimanere davanti a Lui, per essere guardati da Lui. Noi, adesso prendo un po' la parte del Veneto tipo, noi veneti, parlo per i veneti, siamo gente che di fronte ad un problema e ad una realtà diciamo sì, virgola, ma cosa c'è da fare? Perché noi, se non abbiamo qualcosa da fare, stiamo male. E la contemplazione ci manda in crisi, perché lo stare fermi per noi è un qualcosa di impensabile. Noi, gente del fare, no? Oggi c'è il silenzio elettorale, non si può parlare. Noi, gente del fare, noi se non facciamo qualcosa stiamo male. Ma questa semplicità di questo rimanere, di questo povero uomo, ma coltissimo dal punto di vista spirituale, ci disarma. Io guardo lui, lui guarda me. Perché l'Eucarestia è sacramento di santità? Perché noi dall'Eucarestia impariamo anzitutto come si sta davanti a Dio e come ci si lascia guardare da Lui. E guardate che l'occhio di Gesù, soprattutto nell'adorazione eucaristica, è un occhio molto profondo. Molto profondo. Se noi superiamo gli iniziali minuti in cui noi ancora ripensiamo a quello che abbiamo lasciato, pensiamo a quello che dobbiamo fare dopo, pensiamo se abbiamo chiuso il gas, se abbiamo dato da mangiare al gatto e via discorrendo. Passata la fase iniziale, se recuperiamo la freschezza dello stare davanti a Lui e del lasciarsi guardare da Lui, l'occhio del Signore è un occhio profondissimo, che scruta i cuori e che sa far emergere nel silenzio di questo rimanere, sa far emergere quegli aspetti della nostra vita che hanno necessario bisogno di essere visitati dalla grazia.
Non è un caso che nell'adorazione eucaristica le prime corde della nostra anima ad essere solleticate sono quelle che ci fanno più male. Non è un caso, ma è perché il Signore è venuto per i malati, non per quelli che stanno bene. Rimanere per lasciarsi guardare da Lui è l'esperienza spirituale più bella. Questo episodio famosissimo acquista particolare valore e importanza se noi leggiamo questo fatto accaduto al curato d'Ars alla luce della sua personale esperienza di prete di fronte all'Eucarestia, perché anche il curato d'Ars passava ore e ore davanti al tabernacolo, in silenzio, in adorazione, e tutto da quel silenzio orante prendeva forza e vigore. Diceva il curato d'Ars: non c'è niente di più grande dell'Eucarestia. Ciò che all'occhio umano può sembrare di un'inconsistenza assurda, un pezzetto di pane, lì c'è Dio. Non c'è niente di più grande dell'Eucarestia. E poi Cristina mi ha anticipato. Noi sappiamo che il beato Carlo Acutis era ed è un innamorato perso dell'Eucarestia. Se nella sua vita è riuscito a ricevere la prima comunione a 7 anni, se quotidianamente andava alla messa, se faceva adorazione, se pregava il rosario, se ad 11 anni diventò anche, come racconta sua mamma, aiuto catechista, questi rapidi progressi spirituali non fanno di lui un marziano, semplicemente perché non è accodato alla stragrande maggioranza delle persone, ma fanno di lui un santo, un santo. L'Eucarestia è sacramento di santità perché alla scuola dell'Eucarestia, con umiltà, si diventa santi, perché tutto cambia senso e significato se noi lo guardiamo con gli occhi dell'Eucarestia. Mi ha colpito una volta il racconto di una parrocchiana nella parrocchia dove ero precedentemente, un'assidua adoratrice. Mi ha detto una volta: io con mia sorella avevo e ho tuttora un rapporto che non è proprio tra i più belli, ma da quando faccio adorazione i miei occhi nei suoi confronti sono cambiati, perché non la guardo più con un occhio che giudica o con un occhio che inesorabilmente mette alla luce e porta alla luce i difetti o ciò che di lei dà fastidio a me. Ma io ho imparato ad amarla grazie all'adorazione. È una cosa impossibile per citare la scrittura agli uomini, ma possibile a Dio. E Dio tutto questo può farlo se ci lasciamo plasmare da Lui. Dicevo, Carlo aveva recepito tutto questo, perché quando lui dice davanti al sole ci si abbronza e davanti all'Eucarestia si diventa santi, questa è un'immagine bellissima di ciò che accade in noi attraverso lo stare e il rimanere davanti all'Eucarestia. Quando noi andiamo al mare e torniamo da una settimana al mare, evidentemente torniamo abbronzati. Chi ci vede, che cosa ti dice? Oh, sei stato al mare, oh, sei andato in vacanza. A me questo, quando lo dicevano magari dopo 2 settimane di campo scuola, non ero proprio tanto convinto della cosa, però ecco, ciò che lascia l'immagine, no, del sole sulla tua pelle è proprio questo. Diventi un po' più scuro, ti abbronzi, e questo diventa evidente a tutti lo vedono e tutti sanno che tu sei stato al mare. Se tu vai a fare adorazione eucaristica e sosti davanti all'Eucarestia, la gente vede che tu preghi, la gente vede che tu sei di Cristo, ma non perché passando davanti alla chiesa ti vede inginocchiato davanti all'Eucarestia, ma perché quando esci e incontri
la suocera bisbetica, il marito che non capisce niente, la sorella men che meno, eccetera, tu non è che li fucili con uno sguardo o che emetti una sentenza di morte seduta stante, ma li ami così, perché è il Signore che ti insegna a fare questo. Sempre Carlo Acutis aveva una particolare simpatia per l'apostolo amato da Gesù, per San Giovanni, e in modo particolare per quella scena evangelica che lo vedeva con il capo reclinato sul petto di Gesù. Sapete, no? Stanno per tradire Gesù e allora l'apostolo amato si china sul petto di Gesù e gli chiede: Signore, chi è? Questa scena di una finezza e di una intimità disarmante è un'immagine bellissima per dire che cos'è il rimanere davanti al Signore per imparare ad essere santi. È questo orecchio appoggiato sul cuore di Gesù, per sentire che cosa passa da quel cuore e per viverlo poi nella nostra vita. In una intervista il cardinale Angelo Comastri ricorda così la figura di Madre Teresa di Calcutta. Angelo Comastri era un giovane sacerdote e ebbe il privilegio di essere ricevuto da questa grande suora. Si avvicinò, racconta il cardinale, mi guardò con 2 occhi limpidi e penetranti, cito adesso l'intervista. Poi mi chiese: quante ore preghi ogni giorno? La domanda che avevo fatto, dice il cardinale, era una domanda pratica, no? Per essere un buon prete. Cosa devo fare? Rimasi sorpreso da una simile domanda, dice il cardinale Comastri, e provai a difendermi dicendo: Madre, da lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri. Perché mi chiede quante ore prego? Madre Teresa mi prese le mani, le strinse tra le sue quasi per trasmettermi ciò che aveva nel cuore e poi mi confidò: figlio mio, senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. Ricordati, io sono soltanto una povera donna che prega. Pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore e così io posso amare i poveri, pregando. Vedete, il senso di quello che facciamo lo cogliamo solo nel rimanere, in questo rimanere eucaristico che, come ha fatto Madre Teresa, ci rende santi. Prima di andare a servire i poveri, le suore di Madre Teresa fanno adorazione eucaristica, perché è lì il senso. Perché tanti giovani adesso o tante persone di mezza età vanno in crisi? È proprio per questo. Perché non si capisce più ad un certo punto il senso di quello che si sta facendo. Perché lo si fa? Ora Gesù questo senso è venuto a rivelarcelo. Noi lo possiamo comprendere solo se abbiamo l'umiltà di rimanere.